coppia di sposi. Lui si chiama Emiliano del Buono e lei si chiama Daniele. Stanno arrivando e in questo momento passano con un vostro applauso d'ingresso. Il loro è un volo romantico, lento, è il volteggiare di un biplano con una particolarità estrema, quella di avere la moglie al di sopra del velivolo. Gli ha detto vatti a fare un giro e la mitica Daniele la vedete mentre il velivolo va in volo rovesciato, lei la vedete al di sopra delle ali. Il velivolo Stearman del 1943 con un motore Pratt & Whitney da 450 cavalli ed un sistema di alimentazione appunto per fare il volo rovescio. È stato velivolo usato dalla Marina degli Stati Uniti e proviene da un'ex pattuglia acrobatica di 4 velivoli sempre negli Stati Uniti. Emiliano e Daniele, lei la vedete al di sopra dell'ala superiore del velivolo con esercizi di freestyle e noi la salutiamo con un bel applauso. E questa esibizione di Emiliano e Daniele a bordo di questo fantastico Stearman in grande forma e con una colorazione molto d'effetto. Anche lui partì la sua carriera con tante attività di wing walker per prendersi la pagnotta. In discesa lo fa scivolare, bellissimo. Emanuele Daniele del Buono punta il compasso e va a disegnare nel cielo, sfruttando tutti i cavalli a disposizione, un'aerodinamica molto buona, come da manuale del progettista perfetto, un aereo fatto per volare. Questo bellissimo velivolo che risale agli anni 40. Loro arrivano direttamente dalla Svizzera, hanno fatto dogana per poi arrivare in Italia per deliziarci in questa esibizione che va a ricordare il peregrinare degli artisti del pilotaggio per le cittadine più sperdute degli Stati Uniti, al fine di divertire chi non aveva ancora mai visto un aeroplano e naturalmente far provare l'ebbrezza del volo a coloro che non avevano mai volato. Scende impetuoso sullo display, lo tira su di nuca, va in tonno, lui ai comandi, lei al di fuori e noi con un bel applauso. Forza ragazzi, non lesiniamo il ruolino e il prestigio di questa coppia. Una possibilità di anche praticare un volo su questo biplano storico, ma non tenuto in modo rigorosissimo dal buon Emiliano che stazioni aeree di tutto il mondo, invitando così e via ad incrociati per questo passaggio molto d'effetto dello Stearman di Emiliano del Buono.